Buonasera e ben chiatats con Gnovis. Il 40% dei dispatriati ucrains transitati dal confine di Fernetti a Sonfruz, tra cui anche una neonate di appena che un mese. Alle città che riferiscono Save the Children e Unicef, presenza al pass italiano cui loro operatori per distribuire vestiti invernali e kit per igiene, mangiative, aghe, mascarutis e ghiel per igienizzare. Più di 12.000, secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, le persone che dal principio di emergenze sono transitate per nostra regione, per più l'antindevant verso altre destinazioni. E si è fatto un vertice regionale tra i 4 prefetti di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone per valutare come intervenire sulla gestione sanitaria dai cittadini ucraini influiti da invasioni russe, dove il 35% alle vaccinati di fatto, ma non di dome Covid si è rivelato presenza anche ai vertici regionali. I dispatriati presi in Friuli Vignesi e Giulie sono più o meno 700. E è partita di Palme la prima chiame di materiali sanitari verso la Romania e indrecciate ai dispatriati ucraini. I 4 camion sono stati riempiti di medicinali e materiali farmaceutici raccolti in chiesdis tra le regioni italiane. Palme, alla ditta Riccardi, è stata scelta anche hub nazionale dal centro di distribuzione e di chi partiranno di una volta in che altre i convoi verso est. Di chi ai dis che vengono, alla concluduta Riccardi, partiranno anche OMS e Miec per Slovacchia per costruire un chiam rifugiati di 250 persone. Sis le vittime dal Covid-19 in Friuli Vignesi e Giulie in ultimi 24 ore, tra che un uomo di 50 anni di Trieste morto in propria abitazione. 161 i pazienti ricoverati in aree mediche della regione, con 9 persone in terapie intensive. 237 i nuovi positivi, chiatati di 13.692 tampons. Un fuoco di grandi dimensioni è sclopato poco prima di misdì in un'abitazione de frazione da Vosas, in tal comune di Darte. Le flammis hanno fatto su ad implen la chiesa di 3 plans e col cuvier di len. Si era il toc di strada davanti abitazione per permettere l'intervento des guardis dal fuoco, rivadis di Udine, Paular, Ciurciuvin e Fordisore che hanno studiato le flammis. Fuoco queste mattine a Voleson d'Arzin. Un'auto alimentata a GPL per cause anche modi accertà e ha chiappato fuoco. Le flammis alimentate dall'AIAR si sono in cur propagati a rimesse e a abitazioni d'oglie. Immediato l'intervento des guardis dal fuoco, rivadis di Spilimberg e San V dal Tilimen. Distrutte ad implen la rimesse, granch i dams a abitazioni. Incidente di lunghe autostrade A4 lungo il Puin dal Tilimenti in comune di Tisane. Ad Assiquintri sono state une autocisterne che continuive a Zot e un altro miec che gli era attaccato un rimorchi per trasportare chiavai. Dai 4 animali, 2 sono restati scopati. Non sono restati feriti i 2 conducenti. A di lung sierat il tocco autostradale coinvolto in direzione Vignesie con codis in tal centra Tisane e San Zorz di Noiar. Une gruese condotte de aghe potabile è sclopate queste mattine in Placialo Sof, a Udin, bloccando ad implen il traffico de zone a nord città. Il dam di grande portata ha causato il spandimento di miars e miars di litri di aghe, che hanno inagat la crosiera tra Viale Volontaris de Libertad, Viale San Denel, Vie di Toppo e Vie Glemone.
Pregiudicate in maniera pesante la sede stradale, con la polizia locale e la polizia di Stato, che hanno deviato il traffico sugli svis limitrofis. L'intervento dal CAF e dei sguardi dal FUC ha permettuto la sierade de condotte, ma anche mo non le clar c'è tanto servirà per riparare il danno. A Cressin in tal trienni 2018-2021 i casi di stalking, maltrattamenti e violenze sessuali in tenestre regioni tierce in Italia per numero di casi ogni 100.000 abitanti. Il dato al vensu de investigazione dal servizio analisi criminale de Direzione Centrale de Polizie. In tutto il paese i reati di questo genere sono cresciuti col più di 18% dai casi di stalking e il più 30% dai maltrattamenti quintri familiari e convivenze. Per ciò che riguarda le violenze sessuali, il Friuli Venezia Giulia fa segnare un dato superiore alle medie italiane, con 10 e 2 casi ogni 100.000 abitanti. Taccan dal 2023 la IMU diventerà regionale, a farlo sapere all'estate l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha presentato il secondo passo relativo alle riforme dai tributi locali. Dentro di fin mai si arriverà al disegno di legge, che varrà di essi approvato dal Consiglio. Così Olarin ha esercitato a plen la nostra autonomia, alla displeato Roberti, e gli enti locali potranno decidere c'è tanto e c'è molto fa pagare i propri cittadini. La imposta vale in complesso 370 milioni di euro, che vanno zontati altri 92 milioni che derivano da IMU sui capannoni industriali che il Friuli Venezia Giulia ha di zirare al Stato. 1.600.000 euro de bande de zonte dal comune di Udin per riqualificare i giardini Ricasoli e il Par dal riguardo. Andi fevele il vice sindaco Loris Michelini. Voglio chiacchierare di parks, di giardini pubblici della città di Udin. In particolare Giardino Ricasoli. Sì, al Giardino Ricasoli, che è storico, parliamo di giardini storici vincolati. Il giardino Ricasoli che è in piazza Patercato, al collegato l'attuale giardino con quel che è la parte dal parcheggio dove sono le aiuolis. Avevano rifatto completamente al man stradale, praticamente con materiale dedicato ai giardini storici, e dopo venne anche tutta l'illuminazione, le sistemazioni degli argins e sono ridotte anche o completino anche tutte le panchine e gli arredi dal giardino, in modo tale che assedi un collegamento diretto col Tiepolo, con l'Ecclesia di Sant'Antonio e quindi i giardini. Dopo di chi, che è un progetto di 100.000 euro, no? Complessivo, perché sono anche tanti robi che dovrei fare tutte le parti igieniche, dei servizi igienici, o a completare anche le parti che non è come pavimentate, o quindi la plantagna o plantis nelle parti diciamo più alte del giardino. Dopo a finire al Parco della Rimembranza, perché lì è un giardino che era progettato da Gilberti, dall'architetto Gilberti, al manche di un'arca che lo a farlo completamente e sono ridotto a fare pavimentare tutto l'attraversamento che è tan lungo con i collegamenti laterali di un materiale anche quel drenante lì che non sarà un problema come Calecumò di poter quando piove, quando è brutto tempo, le glerie e vali che va, invece cambierà mettuta insieme e Onin a fa l'illuminazione completa, laterale e anche centrale, e soprattutto Onin a fa a riqualificare e a mettere le piante che mancano attualmente per dare un collegamento anche telematico, cioè al di Onin a spindi dai base per poter plante per plante dire le sue storie, alimentare le storie dal parco, in modo che anche i frus, le scuole si possono accedere e anche da parte turistiche che arriveranno e varranno anche al posto per bicicletti, i turisti che arriveranno, per sapere c'è che è lì, c'è che è stato, lì le quinte murarie, le cinte murarie della città e quindi varranno a disposizione una serie di informazioni all'interno del parco delle nature. Alle dut Parusignot,
torniamo a vio di sì domani, alle 9 col 20. Buone serate, mandi.